Qua ci hanno commissionato sto muro qui che abbiamo dipinto ieri, abbiamo dato una mano di bianco, adesso c'è l'Expo, pigliato in pieno, abbiamo preso l'Expo, siccome hanno l'albero della vita loro abbiamo pensato di introdurlo alle radici di un tronco di un albero della vita, appunto poi rifacendoci a tutto quello che è la cultura cattolica e quelle cose lì abbiamo messo un albero di mele, okay, che viene fuori da quest'albero della vita. Quest'albero ha un ramo che entra nella scritta Expo, lo spacca. Ci sono delle radici che vengono formate da soldi, social network, multinazionali, tanti simboli, tanti loghi, proprio per far vedere come una cosa spacciata per positiva da tutto quello che è il sistema e tutto quello che è l'Expo adesso, Milano, McDonald's e tante cose, nasconda poi quello che sarà la chiusura del pezzo, che queste mele che ci sono sull'albero andranno a cadere a terra e formeranno grumi di mele marce. Sostanzialmente l'idea è questa. Writing in sostanza, per mio parere personale, dovrebbe avere accesso a tutti i muri di tutte le città. Qui Mantova per esempio è ancora un po' nell'ombra, sarebbe utile avere degli spazi e questo è un bel esempio che dà anche il comune nei confronti della cultura. Il bello di Mantova è comunque che c'è sempre questo posto per la cultura dove ogni tanto succede qualcosa. È un progetto di recupero urbano, in questo caso abbiamo portato l'albero di Expo contestualizzato all'attualità del momento, sempre visto in un'ottica critica tipica dei writers. Abbiamo pensato che questo cortile, da quando Sant'Agnese ha cambiato la sua natura e vuole diventare veramente un'officina creativa e un punto di hub e di coworking per Mantova, avesse anche bisogno di un muro diverso che era lasciato andare da troppo tempo. Allora abbiamo pensato di farlo in modo creativo, coinvolgendo i ragazzi writers di Strong Villa, che si sono dimostrati molto flessibili anche nel ipotizzare un'idea di comunicazione di tema per questo murales che forse così insomma vicino anche ai temi dell'attualità. Allora abbiamo subito pensato a Expo, anche perché l'idea è quella di fare un murales adesso ma anche di cambiare più avanti, quindi di dare ogni tanto una rinfrescata a questo muro con un tema differente. E quindi niente, abbiamo riflettuto insieme, hanno avuto in realtà estrema libertà perché è giusto che i writers siano lasciati liberi di fare. E niente, possiamo darci appuntamento con un altro murales sicuramente ad ottobre, con Fatti di Cultura 2015, la seconda edizione che organizziamo come Pantacon in Sant'Agnese non solo, ma nel frattempo ci godiamo questi mesi con questo albero della vita, quindi invitiamo tutti a venirci a trovare in Sant'Agnese e a vedere il muro. Speriamo che faccia piacere anche ai nostri vicini di casa, agli abitanti che condividono con noi questo cortile.